Ragazzi, buona la terza, sappiatelo. Adesso ce la facciamo. Eccoci qui. Dovremmo esserci. Oh, benissimo. Allora, adesso vediamo se si collega con me in attesa di Pierpaolo Spollon. Quindi abbiamo spoilerato un minuto prima la sua presenza. Pierpaolo, eccoci qua. Ciao. Buongiorno, buonasera. No, io Piacere, anche perché non ci siamo mai visti, ma ci siamo no, sentiti al telefono. molto piacere. Io dico buongiorno a parte fino a che proprio non arriva il buio, perché sono un ottimista della giornata, quindi buongiorno. Allora, Pierpaolo, attore padovano e veneto, per questo ti abbiamo contattato e ci siamo sentiti attraverso Admo Veneto, perché siamo contenti intanto che stasera ti vedremo nell'ultima puntata di Doc della stagione, Sì, sì, e sarà una gran bella puntata. Dove e riuscirò infatti a non mettermi vediamo in l'ora. ridicolo anche questa sera, è incredibile. Io ogni puntata riesco, ce la faccio in questa impresa di ridicolizzarmi. Allora, noi siamo tutti in attesa, ovviamente non ci puoi dire nulla. No, vediamo, qualcosina. Ok. Allora, Pierpaolo, per chi ti conoscesse solo tramite Doc, tu sei padovano Doc, giusto per rimanere in tema? Io sono DOCG, sono proprio super controllato da generazioni e generazioni. Sono felicemente un padovano. Sono anche veramente campanilista, nel senso che proprio, e la gente che mi conosce nel mio settore lo sa, io ogni volta che parlo di Padova mi si illuminano gli occhi e li invito tutti. E tutti quelli che vengono da Saurino ai registi, Ripuoli, via dicendo, tutti alla fine dicono: Ammazza, ma sai che inizio a capire perché ogni volta che poi torni a Padova? Mi inizio a capire perché ogni volta ci rompi le scatole, venite a Padova, venite a Padova. Si vive bene a Padova, si sta bene a Padova, è una città a misura d'uomo, è viva. Oh, Questo ho non è il sentito anche periodo un po' di migliore, però. accento veneto, proprio in fondo, a parte un No, po' no, di... no, ma devo combattere, mi hanno proprio messo in un angolo per anni in accademia perché non riuscivano a togliermi questo accento. Sì, Non tu ce l'hanno sei fatta. praticamente un romano d'adozione attraverso l'Accademia. Sì, Quando sei sbarcato a Roma, sceso a Roma, diciamo che l'idea di, vabbè, insomma, tralasciamo il romano d'adozione, però sì, sono un padovano partito 11 anni fa, 12 se non sbaglio. Sì, ero proprio ragazzino, la prima volta che sono venuto a Roma credo 18-19 anni. E quindi insomma sono partito in Erasmus avvisando mia madre 2 giorni prima e sono sparito dalla circolazione come un ladro, ma sono quelle cose che insomma se non fai così di punto in bianco poi non fai più. Quindi un giorno ho preso il coraggio e ho detto: sai che c'è, tra 2 giorni vado a Roma, senza avere casa, senza avere niente, sono un po' partito così per la come, passione come del mi teatro e faccio. dell'arte. Sì, assolutamente sì, ma poi anche insomma in generale perché amo fare esperienze nella mia vita, quindi in quel momento era una cosa che mi sentivo di fare. Ero da solo perché sono partito da solo, quindi sì. E diciamo che insomma tra Roma e Padova a livello di vita proprio cambia da così a così, nel senso che giustamente una è una metropoli, proprio per noi padovani abituati a stare a Padova è inconcepibile stare lì. Però, Però ci si sta. Ascoltami, esatto, nell'ultima puntata di Doc, abbiamo visto sì, proprio una cosa particolare. Ci avete parlato proprio di trapianto del midollo e di donazione. E sì, poi siete stati bravissimi perché guarda che ogni tanto si sbaglia. E avete proprio parlato del match, del fatto che c'è 1 a 100.000 è la percentuale per esatto. quanto riguarda appunto chi ha bisogno poi di un trapianto di midollo. E quindi noi ci siamo esaltati un po' di Admo che facciamo da tempo questa forma di volontariato, cioè invitiamo i giovani, li sensibilizziamo alla donazione del midollo perché non so quanti lo sappiano, perché il problema è che c'è tanta disinformazione, ma donare il midollo significa salvare vite umane di persone che magari hanno la nostra età, o giovani o piccoli o adulti, che hanno, diciamo, l'unica speranza di vita con il trapianto di midollo. Quindi Sì, sai che hai anche questo onere e questo onore, tra ma virgolette. lo prendo come un onore, nel senso che faccio io il lancio, come alla Pippo Baudo. Vai, vai. No, per tutti i giovani, ma non solo per i giovani, perché solo per i giovani, soprattutto per i giovanissimi, però anche gli altri, noi so che cerchiamo ragazzi tra i 18 e i 35 anni,
Però insomma mi sembra giusto parlare poi in generale a tutto. Ma comunque, voi giovani, noi dal 68 in poi tutti ci è stata inculcata l'idea dell'essere speciali nella vita, più speciale di essere quell'uno su 100.000. È come vincere alla lotteria. Quindi insomma, tutti i ragazzi tra i 18 e i 35 anni, si tratta di fare che cosa? Un'iscrizione all'ATMO, si tratta di essere tipizzati, quindi insomma, si capisce come, quando e perché poi si potrà donare, in che modo, e senza questa parola che poi sembra no, tanto difficile, tipizzazione, io sai quante ne ho sbagliate poi sul set, è una marea. Noi ci abbiamo Ehm, giocato anche perché ti si intorcola la lingua. Esatto, ma tipizzati è una cosa che sembra una cosa difficile, in realtà è un prelievo di sangue o addirittura anche con la saliva, quindi è una cosa semplicissima. Intanto fatelo, poi dopo deciderete con più calma, ma intanto è importante già fare un'iscrizione, essere tipizzati, tipizziamoci tutti, è importante farlo, quindi non abbiate paura, avete la possibilità come alla lotteria, no? Di essere speciali effettivamente. Quindi prendiamola e facciamolo. Anche perché Pierpaolo devi sapere che ovviamente in questa situazione molto particolare l'abbiamo vista anche perché Doc è stato interrotto, siamo rimasti tutti così, ma come è finita? Non è possibile. Lo so. Causa Covid, come sappiamo, c'è stato qualche piccolo problema. Pensa che rispetto all'anno scorso si è arrivati a quasi meno 60% di iscrizioni. Sono tantissime perché in realtà chi ha bisogno di un trapianto è sempre lì, cioè continuano, quelli non si sono Certo. fermati. Quindi anche il tuo appello ci aiuta perché tanti magari tramite la tua persona riescono anche a capire e sapere qualcosa in più. Ma questo insomma, adesso mi stai dando un compito forse che va al di là delle mie possibilità, però insomma se questo avviene io sono estremamente contento, anche perché effettivamente insomma, sai, quando si parla di trapianto di midollo c'è probabilmente molta disinformazione, quindi è sempre una cosa che viene vista come una cosa molto gravosa. In realtà anche solo fare questa iscrizione è già un passo enorme, poi insomma per decidere nella vita c'è un sacco di tempo, ma è già molto importante dare anche un po' più di speranza a queste persone. Questo è uno dei lati negativi di questa terribile pandemia, al di là poi della malattia reale, tutto quello che succede attorno. Ci stiamo quasi dimenticando. In queste settimane gli ospedali sono stati chiusi perché c'era pericolo di contagio e tantissime persone che dovevano fare dei controlli anche per problematiche serie non sono potute stare in ospedale, sono state annullate le visite, quindi non dimentichiamoci che oltre a questa terribile pandemia, dalla quale sicuramente verremo fuori, però ci sono anche tutte le cose che seguivamo prima. Questo calo del 60% dei donatori è una cosa terribile, giustificata perché capisco il problema che sta creando questa pandemia nelle persone, però forse adesso che iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel, è il caso di rimettersi in marcia e anche rimettersi in pari. Quindi via. C'è il modo per fare tutte queste cose in maniera assolutamente sicura, quindi prendiamo, approfittiamone, usciamo di casa, perché per farlo si può e quindi facciamolo. Su via, ragazzi, dai 18 ai 35 anni, lo voglio ricordare. Assolutamente, perché la prima cosa è informarsi, basta scrivere una mail o chiamare, un WhatsApp, un messaggio, quello che volete, intanto ci sono altro che strumenti di informazione. Poi è tutto sicuro, su prenotazione, basta andare al centro relativo a Padova piuttosto che da altre parti di tutta Italia. Tra l'altro qualcuno scriveva Pierpaolo che a questo punto dovrai tipizzarti anche tu, sappilo. Io mi tipizzo, sai poi cosa facciamo? Facciamo Sì, l'appuntamento ufficiale e facciamo il video di quando verrò tipizzato. ecco, Però il- fantastico. il gio- l'ho detto pubblicamente, quindi non mi posso tirare indietro. Ci Non hai paura tipizzeremo degli tutti aghi, quanti. ovviamente, come la maggior parte dei maschietti. Nel No! senso, cioè, lo faccio perché l'ho sempre fatto e lo faccio con piacere. No, non mi fa paura, dai. Poi io trovo sempre i modi, mi faccio mettere la farfallina, mi faccio dare il cerotto, quello con Hulk, ogni tanto mi danno anche il ciupa ciupa per uscire, quindi insomma diciamo che riesco ad entrare facilmente, via. Le Mi vie di faccio uscita ci sono. convincere. Guarda che io l'ho segnato Esatto. come promessa, promessa di fine È anno. ufficiale, c'è un video, c'è una diretta,
purtroppo mi rendo conto che questo è anche un orario un po' balordo per fare una diretta. Spero che questa sera la vedranno di nuovo tutti, Ma quindi a maggior spammeremo tutto, ragione. assolutamente, Esatto. spammeremo tutto. E poi ti Però mettiamo anche il mantello da supereroe, poi, eh. Ce cosa mi l'abbiamo, quindi mettete? possiamo dare il mantello da supereroe. Il mantello da supereroe, lo voglio, assolutamente lo voglio. Ok. Recentemente, nell'ultimo anno, ho dovuto rifare tutti i vaccini e mi hanno dato l'attestato di coraggio. Quindi, per Wow. favore, procuratevi l'attestato di coraggio per la donazione. Ecco, questo è fantastico. Va bene, allora Pierpaolo, io ti ringrazio infinitamente a nome di tutti i Sì, volontariato, ma soprattutto delle persone che stanno aspettando un midollo osseo, perché ci hai aiutato così a sensibilizzare e a portare un messaggio positivo. Noi ti aspettiamo a Padova a questo punto, per va fare anche il bene. video e per darti il mantello da supereroe e l'attestato di coraggio di bravissimo donatore. Scusami, mi sono dimenticato. Nella nostra Vai, clausola c'era anche il cerotto con i supereroi ok. e un ciupa ciupa non me lo volete dare? Va bene, ok. Allora, in cambio, sai cosa facciamo? Noi ti regaliamo un panettone perché Admo si Oh, autofinanzia e finanzia ovviamente e tramite la vendita di panettoni che quest'anno ovviamente sarà solo online. Quindi è un panettone buono due volte perché facendo così ci aiutate appunto anche per la nostra grandissima causa. Quindi ti regaliamo il molto. panettone e invitiamo tutti anche a Sono molto comprarlo. contento. Sono molto contento anche perché io sono molto ghiotto, come si è capito, e quindi mi fa piacere due volte, anche a me. Allora, intanto grazie. Questa sera quindi ultima puntata, ti Sì, vedremo. Vedremo come andrà a sì, finire anche la tua love abbiano deciso story. di cancellarmi tutto, tutto in un colpo, sì, dovrei esserci, c'è il proseguo della nostra love story, Esatto. ci sarà insomma un paio di colpi di scena sicuramente, sarà una bella puntata, logicamente tante cose si concluderanno nel senso che non temete, non temete, arriveremo al dunque su molti fronti, però non posso dire niente perché sennò inizio a No, spoilerare. infatti, Però sai, la esatto. paura è sempre quella, no? Sapendo che potrebbe esserci un'altra stagione, ci lascerete appesi. No, chiuderemo tantissime questioni questa sera, quindi insomma, per chi è rimasto incuriosito, questa sera avrete la vostra soddisfazione. Ma per fortuna così tiriamo un sospiro di sollievo che in questo momento insomma ci Chi lo vuole, sa? direi. Chi lo Chi lo sa, sa? oddio, non dirmi così, va bene, Niente, ok. niente, però va bene. Pierpaolo, assolutamente grazie e allora ti aspettiamo a Padova e intanto buona Roma. Grazie mille. Si sta meglio a Padova. Grazie. Bellissima Roma, non voglio. Bellissima Roma, però Padova. Quanto bene si sta a Padova. Basta. Adesso mi cacciano, mi fanno uscire Sì, dalla esatto, città no, guarda, subito. esatto, Quanto mi esatto. piace Roma! Quanto è bella Roma! Bellissima Roma, però quando si torna a Padova c'è un gusto in più e poi Lo insomma se so, si dona ancora di più. Tra l'altro il dono è assolutamente sì. trasversale, prende tutta Italia, quindi Esatto, quindi parliamo di 18-35 anni di tutta Italia. Perché dobbiamo esatto, limitarci? esatto. Ricordiamolo, 18-35 anni, essere speciali, 1 su 100.000. Ragazzi, quando vi capita? Eh, Grazie, buona A presto, puntata, ci sentiamo grazie mille. prestissimo. Buona puntata a voi, Ciao. spero che, No, assolutamente. speriamo di non deludervi. No, assolutamente. Pierpaolo, grazie veramente di cuore. Figuratevi. Ciao ciao. Ciao.